Grande attesa anche quest'anno per le Fiere del Rosario, in programma per il 30 settembre e 1 e 2 ottobre a San Donà di Piave. Grandissima la partecipazione, con 350 posteggi già assegnati per il mercato straordinario, dislocato per il centro del territorio, ma ancora saranno presenti 2 Luna Park con 65 attrazioni dello spettacolo viaggiante, stand enogastronomici, un mercatino dell'antiquariato con 45 bancarelle e soprattutto la campionaria d'autunno, dove verranno promosse le nuove tecnologie nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e del commercio. Un appuntamento imperdibile per tutte le aziende, tanto che i posti sono stati esauriti già con settimane di anticipo. È un qualcosa molto sentito. Non esserci è una sconfitta per un'impresa, quindi tutti vogliono esserci. È la fiera più importante di tutto il territorio, è visitata da 300.000 persone e 300.000 persone che vengono a San Donà in 3 giorni, insomma mi sembra un risultato molto importante e che merita esserci e merita partecipare. Sempre all'interno della campionaria sarà presente l'iniziativa C'è pane e pane, a cura dei panificatori del territorio che puntano alla valorizzazione del prodotto fresco, grazie al coinvolgimento di panificatori come Alessandro Cella e Mauro Visentin. Quest'anno abbiamo voluto in modo forte coinvolgere gli istituti scolastici del territorio, istituti che fanno enogastronomia a livello professionale. I ragazzi, 24 per l'esattezza, l'istituto Engim Veneto, lunedì 2 ottobre faranno lezione in fiera, perché vogliamo far vedere anche ai visitatori che la formazione c'è, il lavoro c'è, i panificatori hanno necessità di un cambio generazionale. Tra le attività presenti poi non mancherà il mercato agricolo con i prodotti a chilometro zero. Quest'anno ci sono i produttori che offriranno le loro farine, il vino, le verdure, ma anche un prodotto che posso dire nuovo, la lumaca con le varie proprietà, piuttosto che i laboratori didattici per i bambini, i formaggi e tutto quello che l'agricoltura mette in vetrina, dopo però tanto lavoro e tante criticità che il nostro territorio ha incontrato anche quest'anno, ma sempre col sorriso per il nostro consumatore. Noi sosteniamo le associazioni di categoria, gli imprenditori, chi apre la serranda al mattino si impegna e sa che deve chiuderla facendo quadrare il bilancio, quindi è importantissimo il tessuto imprenditoriale della città e del territorio, cui il nostro sostegno non mancherà mai. Quest'anno si guarda al presente, ma si guarda anche al futuro dell'area fieristica. Cosa vede quindi il futuro di questo importante polo? Ora posso annunciare che abbiamo assegnato i lavori per la costruzione del nuovo polo fieristico al posto della Confrutta. Il progetto lo abbiamo completamente rivisto noi, lo abbiamo ridotto, purtroppo sarà più piccola rispetto al previsto perché saranno 2000 metri quadrati modulari coperti al momento, con la possibilità di ampliare nel futuro. La gara è stata conclusa la settimana scorsa, entro ottobre sicuramente verrà aperto il cantiere. Il richiamo che ho dato alle associazioni di categoria è pensare al futuro, perché 2 settimane le abbiamo coperte col fumetto e la campionaria, ne restano altri 50, quindi io chiedo a tutti il massimo impegno, ci siederemo a tavolino già terminato questo impegno per iniziare a pianificare il futuro e sfruttare questa struttura che non sarà una cattedrale nel deserto, ma dovrà diventare veramente un polmone economico e imprenditoriale per la nostra città.